Vaccino monodose Johnson & Johnson arrivato a Roma, è già stato bloccato, veto degli Stati Uniti che blocca anche l'Europa. Nella nostra regione sarebbero dovute arrivare 3.500 dosi, domani però in arrivo un nuovo carico AstraZeneca. Il sindaco di Palmanova Martinez scende in campo per chiedere di fare chiarezza sulla situazione della sanità in regione, appello alla magistratura e ai carabinieri per un'indagine su terapie intensive ospedali. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo sloveno Pahor, legame di amicizia nato dalla stretta di mano a Basovizza. A Udine parrucchieri, estetiste e tatuatori potranno rinunciare alle chiusure obbligatorie, ampliare l'orario di apertura. Fontanini, scelta per rispondere alla crisi. Franz, così si evitano ulteriori assembramenti. Ci sono quasi 3 metri di neve sullo Zoncolan, dove il 22 maggio arriverà la 14ª tappa del Giro, 3,5 km di strada da liberare dalla neve, i lavori al via da lunedì. Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. La campagna vaccinale in primo piano con la distribuzione già cominciata nei centri vaccinali della prima tranche dei 3 milioni di dosi di siero Pfizer destinati all'Italia, arrivati questa mattina a Roma. La seconda tranche è attesa entro la fine della settimana ed è in questa che sono compresi anche i vaccini dedicati alla nostra regione. Il farmaco Pfizer è comunque riservato alle categorie fragili e alle fasce d'età più avanzate. Domani in regione ulteriori dosi di AstraZeneca per le inoculazioni riservate alla fascia over 60. Non arriveranno invece le 3.500 dosi di Johnson & Johnson che si attendevano agli ospedali di Udine, Trieste e Pordenone. Il farmaco americano è stato infatti bloccato all'aeroporto di Pratica di Mare in attesa di capire il suo destino. Gli Stati Uniti hanno bloccato la distribuzione del farmaco a seguito di alcuni casi di trombosi ed insorgenza di malattie del sangue. L'Agenzia europea ha quindi preferito attendere per dare il definitivo via libera alla distribuzione nei centri vaccinali. In Italia sono attese in totale 7 milioni di dosi del siero monodose. Se il blocco degli Stati Uniti dovesse fermarsi entro un paio di giorni non ci sarà alcuna ripercussione sulla campagna vaccinale, altrimenti si registreranno ulteriori ritardi. E per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi a Pordenone c'è stato un incontro tra Comune e azienda sanitaria del Friuli Occidentale, questo dopo la richiesta del Movimento 5 Stelle di ulteriori spazi per evitare code e assembramenti. È stato invece stabilito e appurato che il polo vaccinale in fiera a Pordenone è sufficiente per le esigenze della città. Non è necessario un secondo polo vaccinale a Pordenone, oltre a quello allestito in fiera. Questa è l'opinione condivisa da ASFO e Comune di Pordenone, che anche oggi si sono confrontati sull'argomento. Gli spazi limitati, nonostante i padiglioni vuoti e lunghe attese anche da parte di persone anziane, soprattutto in caso di maltempo, a detta del Movimento 5 Stelle renderebbero necessario uno spazio ulteriore da individuare in altri luoghi pubblici o ipotizzando un allestimento di strutture mobili e da campo con l'utilizzo di uomini della Protezione Civile e militari della Brigata Corazzata Ariete. Il Comune di Pordenone però non ritiene utile un secondo polo cittadino, visto che la fiera viene utilizzata solo un paio di giorni a settimana. Piuttosto, meglio estendere i giorni di somministrazione. Inoltre, anche i medici di medicina generale hanno iniziato le inoculazioni nei loro ambulatori e presto potrebbero essere coinvolte le farmacie. L'azienda sanitaria, per andare incontro alle esigenze dell'utenza, è così corsa ai ripari e ha istituito una zona d'attesa con posti a sedere, al fine di dare risposta a coloro che si presentano fino a 20 minuti prima rispetto all'orario di appuntamento. Al momento, per ogni giorno di attività nel quartiere fieristico, vengono somministrati circa 1.300 vaccini. Sono ancora in calo i numeri delle terapie intensive Covid in regione, 72 oggi ricoverati, calano anche i ricoveri in altri reparti, a 471 scendono a 9.783 le persone in isolamento, 10 decessi più 2 morti pregresse. Su 6.274 tamponi molecolari rilevati oggi 175 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,79%, test rapidi sono stati 871, 51 i casi rilevati, il 5,86% del totale.
Domani è in programma l'incontro tra Stato e Regioni, il primo con a capo delle regioni il presidente delle Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Al centro il programma delle riaperture, in particolare per quanto riguarda piscine e palestre, poi per vari ristoranti che vedono nei tavolini all'esterno una possibile soluzione per le aperture serali. Il cerchietto rosso sul calendario è i primi giorni di maggio, anche se non si esclude che in certi territori, numeri permettendo, si procederà con le riaperture graduali. Domani è fissato l'incontro Stato-Regioni, il primo a guida di Massimiliano Fedriga, e chiaramente il focus sarà la ripartenza, considerando che il Premier, Mario Draghi, ha chiesto al Comitato Tecnico-Scientifico di presentare dei protocolli, rivedendo i parametri per la classificazione delle regioni, inserendo anche i numeri dei vaccini. Oggi Fedriga ha incontrato i ministri Gelmini, Cingolani, Colao e Brunetta, con al centro dei lavori il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La mole di investimenti che dovremo attivare in poco tempo, ha spiegato Fedriga, impone che Stato e Regioni procedano in modo spedito e pienamente coordinato. Anche per questo abbiamo condiviso con i ministri l'esigenza di attivare da subito tavoli tematici e abbiamo rinnovato all'Esecutivo nazionale la richiesta che la Conferenza delle Regioni partecipi in modo permanente al Comitato Interministeriale per la transizione ecologica. Del PNRR si tornerà a parlare anche domani nella Conferenza Stato-Regioni, anche se il centro dell'incontro sarà sulle riaperture, con Gelmini che ha confermato una ripartenza a maggio, anche se resta un lumicino di speranza al 26 aprile. A pagare il prezzo più alto sono in questo momento palestre e piscine chiuse da ottobre e ormai, come spiegano gli stessi operatori, in ginocchio. Per loro il protocollo non dovrebbe essere troppo diverso da quello pre-chiusure. Per ristoranti e bar le categorie ipotizzano uno slittamento del colpo di fuoco a mezzanotte, con la possibilità di accogliere clienti all'aperto alla luce delle nuove ricerche che certificano un rischio contagio ridotto se all'esterno. Il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, chiede un'indagine per fare chiarezza sulla situazione delle terapie intensive in regione, ma più in generale su quella delle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia. Un appello alla magistratura dopo anche una lettera da 40 medici dell'ospedale di Palmanova. Serve una commissione d'inchiesta o l'intervento dei NAS o della magistratura al fine di far luce sulla gestione globale della sanità regionale, sul reale numero di posti letto in terapia intensiva e sulle carenze in atto nei reparti delle strutture sanitarie regionali. A lanciare la richiesta di un'indagine il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, particolarmente preoccupato dall'ultimo grido d'allarme lanciato oggi ai vertici dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale da una quarantina di medici operanti nel reparto di medicina Covid all'interno dell'ospedale di Palmanova. Nella missiva gli operatori sanitari espongono le criticità della struttura e le problematiche legate all'organizzazione e alla gestione dei pazienti. Il grido di allarme che è arrivato proprio oggi indica una forte sproporzione fra il numero dei leggenti e il personale. Intervenite, fate una verifica, la gente ha bisogno di chiarezza, ha bisogno di trasparenza e ha bisogno di capire se effettivamente la gestione di queste emergenze sanitarie in tutta la regione, ma in particolar modo io mi riferisco all'ospedale di Palmanova, è stato fatto con correttezza, con grande avvedutezza e con rispetto non solo dei leggenti ma di chi ci lavora. Non è possibile, spiega Martinez, che 170 pazienti di un reparto Covid possano essere seguiti da un solo medico. Mancano medici, operatori, mezzi e programmazione e le attese sono lunghissime. Le persone con altre patologie, conclude il sindaco, sono ormai da tempo senza risposte adeguate. Non c'è obbligo di mascherina per i bambini negli asili che hanno già compiuto 6 anni. Il chiarimento relativo alle scuole dell'infanzia è arrivato dalla direttrice dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame con una risposta protocollata a un quesito che preoccupava i genitori. Ha spiegato la Beltrame come questa decisione sia stata presa per garantire l'uniformità dei comportamenti all'interno della stessa classe, un obbligo che scatta a partire dal primo anno della primaria, non al compimento del 6° anno di età. Oggi c'è stato un incontro a Roma fra il Presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo sloveno Pahor. I due hanno parlato di diversi temi legati tra l'altro ad una profonda amicizia. Un legame di amicizia personale rinforzato dal rapporto di leale collaborazione tra Italia e Slovenia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto Borut Pahor, suo omologo della vicina Repubblica, con il quale si è intrattenuto per un breve incontro riservato al Quirinale. Come stai? Bene, grazie. Anche tu spero qui. Proviamo di fare il nostro meglio, come tu. Con tante preoccupazioni che abbiamo entrambi, ma riusciamo a fare... Però speriamo che finalmente
Sì, sembra proprio che ci riusciamo. Sono felicissimo. Al di là del forte legame di amicizia tra i due, chiaramente l'incontro è stata occasione anche per proseguire nel percorso per superare i drammi del Novecento, un passaggio superato con la storica visita di Pahor il 13 luglio scorso alla foiba di Vasovica e la riconsegna del Narodni dom alla comunità slovena. Ed è stato un'occasione in cui abbiamo segnato per il futuro una ulteriore strada di collaborazione e amicizia tra Slovenia e Italia. Si guarda però avanti e in particolare alle sfide che uniscono i due paesi, oltre a quella contro il Covid, il Coglio. Del ruolo di capitale europea della cultura di Nova Gorizia e Gorizia. È un altro messaggio di vicinanza, di amicizia, di collaborazione, di futuro comune che stiamo mandando all'intero continente europeo e che segna in maniera altamente positiva la nostra collaborazione. Nel giorno in cui il Senato ha approvato la mozione per la cittadinanza, Patrick Zaki, incarcerato da oltre un anno in Egitto, il muro di silenzio attorno alla morte di Giulio Regeni comincia a sgretolarsi. Sono diventati infatti 8 i testimoni che accusano in modo credibile i 5 appartenenti ai servizi segreti del Cairo di essere gli autori del sequestro e anche responsabili della morte del ricercatore friulano. Arriva da loro un dato importante: i servizi segreti cairoti avevano pianificato i depistaggi già nelle ore successive alla morte di Giulio, stabilendo di inscenare una rapina finita nel sangue. Non ce l'ha fatta Patrizia Grimaz, 59 anni, rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Mortegliano. Lo scorso 1° aprile al volante di una Toyota si era scontrata con una moto condotta da un uomo di 46 anni, Ermanno Germano di Talmassons, che era morto sul colpo. La donna era stata ricoverata prima a Padova, quindi trasferita a Genova per la cura delle ustioni di 3° grado al volto e alle mani, deceduta questa mattina. Era stata rubata durante la Seconda Guerra Mondiale, da allora se ne erano perse le tracce ritrovate ora dai carabinieri della tutela del patrimonio culturale di Udine. Vediamo di che opera si tratta. I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno restituito un dipinto a olio su tavola, nudino femminile, dell'artista veneziano Guido Cadorin, risalente al 1921, alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina. Trafugato da quella pinacoteca nel corso della Seconda Guerra Mondiale tra il 1944 e il 1945, è stato riconsegnato dai carabinieri del TPC del capoluogo friulano. La tavola era stata messa in vendita all'Incanto per conto terzi in un esercizio commerciale di Udine, intercettata dai militari del reparto specializzato nel corso del quotidiano monitoraggio sul web, insospettitisi dal pregio dell'opera. Grazie alla collaborazione del Comune di Latina, della Quadriennale di Roma e della Biennale di Venezia, il dipinto, censito anche nel bollettino delle ricerche di Criminalpol, è stato riconosciuto come quell'oggetto del furto perpetrato negli anni 40. Il possessore dell'opera, residente a Treviso, è ritenuto acquirente in buona fede perché all'oscuro dell'origine delittuosa dell'opera. Su richiesta della Procura di Gorizia, il GIP del Tribunale del Capoluogo Isontino ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti di 2 attività commerciali di proprietà di un 45enne di origini campane, arrestato in flagranza di reato il 7 ottobre scorso al termine di una articolata indagine nell'ambito di un'operazione in materia di usura, spaccio ed estorsione, durante la quale era emerso che l'indagato, formalmente nullatenente, conduceva un tenore di vita decisamente sproporzionato. Parliamo di riaperture, aperture anche nel fine settimana. Parrucchieri, tatuatori, estetiste a Udine potranno evitare le chiusure obbligatorie sia infrasettimanali che festive, quanto stabilito dal sindaco Fontanini, per venire incontro appunto a queste categorie. Niente obblighi di chiusura né infrasettimanali né festivi e orari di apertura liberi. E questo è il nucleo dell'ordinanza firmata dal sindaco di Udine Pietro Fontanini per tutte le attività di acconciatori ed estetisti e laboratori di tatuaggio e piercing. La decisione risponde alla richiesta fatta dalla presidente del settore benessere di Confartigianato Loredana Ponta, che proprio a Telefriuli aveva raccontato di aver scritto una lettera ai primi cittadini chiedendo di permettere l'ampliamento degli orari. E così ha fatto Udine, che permetterà quindi l'apertura delle attività sia nei giorni di chiusura infrasettimanali che nei festivi. Credo che questa ordinanza, ha commentato il sindaco Fontanini, rappresenti un passo decisivo verso il tanto atteso ritorno alla normalità.
Abbiamo voluto non solo dare a queste attività la possibilità di tornare a lavorare dopo mesi di sacrifici, ha detto l'assessore alle attività produttive Maurizio Franz, ma anche evitare gli assembramenti che a causa di orari ridotti potrebbero paradossalmente crearsi. La decisione non riguarda le attività economiche inserite in centri o parchi commerciali. Queste dovranno comunque rispettare l'orario delle strutture in cui si trovano, ma tutti gli altri avranno maggior libertà, potendo a loro discrezione tenere aperto per più giorni e per più ore. E c'è un'altra decisione presa dal Comune di Udine, si tratta di un bando per attività culturali in città, inteso a favorire spettacoli dal vivo durante l'estate, bando che parte da 150.000 euro come stanziamento iniziale che potrà essere incrementato in base alle risposte che arriveranno dalla città. 150.000 euro a bando incrementabili per tutte le attività che animeranno l'estate udinese. La giunta del capoluogo friulano ha approvato lo stanziamento di fondi a favore delle iniziative culturali con contributi ad hoc, fissati in prima battuta 150.000 euro, ma con la possibilità di essere ampliati. L'obiettivo, ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolot, è duplice. Da un lato offrire la cittadinanza ai visitatori delle occasioni culturali di qualità, incentivando così il recupero di quella dimensione sociale della quale la comunità cittadina è stata privata a causa dell'emergenza sanitaria. Dall'altro, prosegue Cigolot, aiutare concretamente le realtà culturali, le associazioni, le cooperative senza scopo di lucro del territorio duramente provate dallo stop forzato di questi mesi a ripartire. Le iniziative riguarderanno sia il centro cittadino che i quartieri e dovranno prevedere un numero contenuto di spettatori in modo da consentire il distanziamento. Sono ammesse tutte le iniziative, manifestazioni e rassegne che riguardano i settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e etnografica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifico-umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, dei temi di attualità e delle scienze sociali. Ma non è tutto, conclude l'assessore Cigolot. Ci auspichiamo di ricevere numerose richieste e così ci impegneremo a incrementare i fondi. Torniamo a parlare di sanità perché Massimo Braganti lascia il ruolo di direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per andare a Perugia a ricoprire il ruolo di direttore regionale salute e welfare dell'Umbria. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla giunta regionale Umbra. Braganti, originario di San Sepolcro in provincia di Arezzo, ha già svolto la sua attività in Umbria come commissario straordinario dell'AS Umbria 2 dal luglio 2019 al dicembre dello stesso anno, un nuovo incarico che non è stato accolto positivamente dal Partito Democratico. Il membro della commissione paritetica Stato FVG Salvatore Spitaleri su Twitter ha commentato così: in piena pandemia Covid-19, a 2 anni dalla nomina fortemente voluta dall'assessore alla sanità regionale e nel pieno di una riforma che non decolla, un ciaone all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Ancora un nulla di fatto all'Assemblea dei Sindaci per l'elezione del presidente della comunità di montagna della Carnia, tutto rinviato. Con i voti contrari di Zuglio e Socchieve, i sindaci che si erano riuniti ieri in assemblea per eleggere il presidente della comunità di montagne della Carnia hanno riaggiornato la decisione a un nuovo appuntamento fissato per il 27 aprile. Dopo la fumata nera su Brollo, non si trova l'accordo ancora su chi sarà capo dell'ente e nulla si è mosso nei nuovi equilibri creatisi. Di fatto, con ancora 15 primi cittadini attorno al nome di Daniele Aris, sindaco di Raveo, e il resto a gruppi satellite che ancora non fanno pendere la bilancia in un senso univoco. Prima del 27 però in via non ufficiale ci saranno altri incontri per vedere se c'è la possibilità di trovare la convergenza su un nome, fa sapere il sindaco di Tolmezzo e presidente uscente Francesco Brollo, che aggiunge: non siamo fermi, lo statuto impone che in attesa di elezione del nuovo presidente si continui con pieni poteri del presidente attuale del comitato esecutivo, tanto che ieri è stato proposto e avviato un percorso partecipato per la realizzazione di progetti per il Recovery Plan. Con un utile di oltre 51 milioni di euro ha approvato il bilancio 2020 di Crédit Agricole Friuli. Per la presidente Chiara Mio si vedono già i primi segnali di ripresa. L'Assemblea degli azionisti di Crédit Agricole Friuli ha approvato a Pordenone il progetto di bilancio 2020 presentato dalla Presidente Chiara Mio e dal Direttore Generale Carlo Piana, con numeri di rilievo per l'economia locale. Crédit Agricole Friuli consegna al territorio, a tutti i soci e a tutti gli stakeholder un bilancio assolutamente positivo con oltre 51 milioni di utile. Abbiamo sostenuto le difficoltà del territorio
con circa 2 miliardi, di cui 1,5 miliardi di moratorie e 500 milioni di prestiti ulteriori. Le nuove erogazioni hanno registrato una crescita del 52%, sfiorando per la prima volta il 1,5 miliardi di euro. La raccolta diretta incrementa dell'11% a 9 miliardi e sono quasi 22.000 i nuovi clienti acquisiti. Ma la banca, che ha avuto un occhio di riguardo anche per solidarietà e sociale, guarda già al futuro. L'anno è partito di nuovo sopraffatto dal Covid, tuttavia l'economia avrà un rimbalzo non appena questo programma di vaccinazioni, partito a rilento e che procede a stento e a scatti, ma questo programma sta andando avanti, si vedono già segnali buoni, è previsto un rimbalzo del PIL di oltre il 4%, la banca sta procedendo bene e sta dando un notevole contributo. Approvato il bilancio individuale di Civibank, l'Assemblea dei Soci ha confermato Andrea Stedile nel CDA e votato la chiusura del 2020 con un utile netto di 6,8 milioni di euro. 6,8 milioni di euro di utile e 661 milioni di euro di nuovi finanziamenti. L'Assemblea ordinaria di Civibank, in seconda convocazione con 2.447 soci, ha approvato il bilancio individuale al 31 dicembre 2020 dell'istituto. Il 2020, ha commentato Michela De Piero, presidente di Civibank, è stato un anno difficile per la pandemia, che ha colpito tutti i settori economici e produttivi. Civibank non ha mai smesso di supportare i nostri clienti, individuando anche il miglior modo di trasferire loro le opportunità offerte dalle misure governative. Ieri invece l'Assemblea aveva ratificato il passaggio della banca in società per azioni e in società benefit. La trasformazione, prosegue De Piero, ci consente di migliorare nel nostro ruolo di banca di riferimento per il territorio. L'Assemblea ha anche confermato Andrea Stedile come vicepresidente e membro del CDA. Grazie alla nuova forma giuridica, ha commentato, potremo accedere a nuovi capitali da rimettere nel territorio, in Friuli Venezia Giulia e nel nord-est, rafforzando ulteriormente la nostra identità di banca autonoma. 4 milioni di investimenti, collaborazioni con atenei e scuole superiori. L'ASEM di Artegna non soffre la crisi e punta sui mercati dell'estremo oriente. Investimenti per 4 milioni di euro alla ASEM di Artegna, che adesso collaborerà anche con gli atenei friulani e le scuole superiori. L'azienda guarda anche ai mercati dell'estremo oriente. La ASEM di fatto è molto verticalizzata nel settore dell'automazione industriale, produce quelli che sono HMI sta per interfaccia uomo-macchina, PC industriali e monitor industriali. È un player, il player numero 1 in Italia. Società che è stata venduta nel 2020 alla Rockwell Automation, che è un colosso americano. Sono già stati fatti dei piani di investimento importanti che oggi si contano sui 4 milioni di euro che verranno investiti proprio qui ad Artegna, sia sugli impianti, sul personale, sugli strumenti, sia quelli fisici che quelli virtuali. Adesso cominceremo anche delle attività concrete presso gli atenei, così come gli istituti industriali a Udine e comunque nelle altre province friulane, guardando a mercati nuovi, quello che può essere il Far East, quello che può essere l'India, il Nord Europa, Francia, Spagna, dove in modo incisivo andremo a fare delle attività proprio per espandere la nostra crescita. C'è un turismo in crescita da un anno a questa parte, quello itinerante. Oggi Federcampeggiatori ha incontrato l'assessore regionale Bini. Dall'estate dell'anno scorso c'è stato un notevole aumento e di interesse in questa tipologia di turismo, in questo modo di fare il turismo, appunto perché ci dà appunto tutta una garanzia di distanziamento, in quanto la famiglia, che normalmente sono coloro che viaggiano sostanzialmente con questi mezzi, sta dentro la propria casa sostanzialmente, quindi ha anche pochi minimi incontri con le altre persone. Ci sono due tipologie di servizi: i campeggi sono presenti prevalentemente sulla costa e pochissimi nella zona montana, e nella zona intermedia, tipo la zona collinare, praticamente non esistono. Poi c'è l'altro che riguarda le aree di sosta. In regione ce ne sono una 60, però sono di basso livello, nel senso che mediamente sono come fossero dei parcheggi, quindi non sono gestatamente gestite, sono prodotte, sono realizzate prevalentemente dai comuni, però non c'è un'adeguata gestione dell'ambito, e per cui tante volte si trovano anche delle situazioni non gradevoli, chiamiamolo così.
Su quello che il 22 maggio prossimo sarà l'arrivo della 14ª tappa del Giro d'Italia, ci sono quasi 2 metri di neve. Sopralluogo oggi sullo Zoncolan e una tabella di marcia molto stretta per liberare la strada intanto dalla neve. Molto più dura del previsto, così è apparsa oggi la situazione agli occhi di Enzo Cagnero e di chi con lui sullo Zoncolan si è ritrovato per un sopralluogo a poco più di un mese dal Giro d'Italia che il 22 maggio vedrà concludersi sul Kaiser la sua 14ª tappa. Il punto d'arrivo oggi è coperto da quasi 3 metri di neve che in alcuni tratti lungo la strada diventano anche 6 a causa di accumuli dovuti a slavine. Non c'è tempo da perdere, quindi con Cagnero c'erano il sindaco di Sutrio Manlio Mattia e l'assessore Daniele Straulino, per Promoturismo il capopolo Osvaldo Tavosanis con il tecnico Marco Cumine, con Vittorio Nodale, Paolo Cecconi per FVG Strade e la polizia locale di Sutrio con Alessandro Vettorato. Con il Gatto delle Nevi hanno percorso quelli che saranno gli ultimi 3,5 km della tappa e che lunedì con forze raddoppiate si inizierà a liberare dalla neve. Un lavoro immane che dovrebbe durare circa una settimana per la sola strada, poi il 26 aprile una nuova riunione per capire se e come liberare ulteriore spazio anche per i parcheggi, attendendo le normative per l'accesso. La speranza di Enzo Cagnero è quella di poter avere comunque pubblico, ma queste sono cose che si decideranno più avanti. Intanto c'è da liberare la strada da Lenzo Moro in su e asfaltare il tratto che sale a rifugio dal paese di Sutrio. La storia di Stefano Capitanio, campione di bodybuilding friulano per 40 giorni in terapia intensiva a causa del Covid, una storia che racconterà Screenshot dalle 19:45. Sentiamo alcuni stralci dell'intervista. Io ho iniziato a star male il 2 di marzo e il 7 di marzo ho dovuto chiedere ricovero in ospedale qui a Rimini in terapia intensiva. Però ero stato netto subito perché come io sono arrivato in terapia intensiva, ho avuto la fortuna che questa macchina che hanno loro, che si chiama ECMO, era libera, quindi loro mi hanno attaccato a questa macchina per quasi 20 giorni. Io non ricordo nulla, è brutto quello che ti dico adesso, ma io all'inizio non ci credevo molto a questo virus. Ho dovuto veramente batterci la testa, veramente duramente, per rendermi conto che il virus esiste ed è pure molto cattivo, molto cattivo. Però io voglio lanciare un messaggio soprattutto anche agli sportivi che magari pensano di avere un fisico inattaccabile proprio perché sono allenati e magari hanno una struttura fisica magari più importante di una persona normale, ma in realtà questo è un virus che io l'ho soprannominato un virus maledetto, che più trova carne magra e più si diverte. Cioè lui è un virus che praticamente, ne parlavo ieri con un dottore, è un virus che sembra sia stato veramente creato per distruggere il corpo di una persona asciutta, cioè una persona che ha poco grasso. – 19:45, quindi Screenshot, prima le previsioni del tempo e subito dopo il nostro telegiornale l'appuntamento con Sport FVG per parlare in caso di Nese del recupero di Nighting, ma non solo, c'è anche la giornata della Serie D, spazio anche alla pallavolo e alla Sky Race d'inverno a Paluzza. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata.